Legambiente Volontariato Vicenza è un circolo che ha più di 30 anni. Negli ultimi 4 ci siamo dedicati a difendere il nostro territorio e fare informazione alla cittadinanza, seguendo le campagne di Legambiente. Puliamo il mondo, Pendolaria, il treno verde, il Giretto d'Italia, la festa dell'albero, malaria e tante altre, organizzando attività e banchetti informativi in città, il referendum sugli OGM, la staffetta del digiuno contro il consumo di suolo, le attività di Salviamo il Paesaggio. Abbiamo portato avanti battaglie importanti, come gli esposti per fermare l'ecomostro Borgo Berga, la costituzione dell'Osservatorio Urbano Territoriale di Vicenza, la campagna di informazione sul progetto TAV-TAC, la campagna contro la realizzazione dell'ennesima tangenziale a nord della città, la campagna informativa sulla questione PFAS. Nel 2015 abbiamo finanziato un vero e proprio corso di approfondimento sul tema dei cambiamenti climatici, con un ciclo di 7 incontri molto partecipati. Abbiamo fatto un'indagine sulla filiera dei rifiuti, visitando impianti di riciclaggio e facendo informazione ai cittadini. Ma soprattutto, da ormai 15 anni, e speriamo per molti altri anni ancora, siamo i custodi del meraviglioso Parco Retrone, un'area verde di 50.000 metri quadri, strappata all'edilizia con la volontà del quartiere, di molti volontari e della nostra associazione, e che da 15 anni teniamo pulita e rendiamo usufruibile per l'intera città. E poi c'è Festambiente Vicenza, che è la costola di Legambiente Vicenza che si dedica ad organizzare eventi. Eventi come Film Ambiente, che è una rassegna cinematografica a carattere ambientale, che in 3 anni e mezzo è riuscita a realizzare 132 proiezioni, portando in giro per il Veneto decine di film e documentari che parlano di ambiente. Poi c'è il Pum Pum Tour, una biciclettata che percorre alcune delle strade che il piano urbano della mobilità della città vorrebbe ciclabili. Un momento di divertimento per i soci, con tappe di approfondimento, di rinfresco e di intrattenimento. Poi c'è la cena sociale di Legambiente a Vicenza, che si tiene a febbraio. È un momento di ritrovo anche a livello provinciale, per raccontarci ciò che è stato fatto durante l'anno e le proposte per l'anno nuovo. È un'occasione per rilanciare il tesseramento, guardando insieme le foto delle iniziative fatte. Quest'anno eravamo quasi 100 a mangiare insieme. E infine c'è Festambiente Vicenza, che quest'anno compirà 15 anni. Sono 6 giorni di festa che riuniscono un pubblico di 5.000 persone al giorno intorno ai temi di Legambiente e delle realtà sociali con cui collaboriamo. Ambiente, pace, giustizia e solidarietà. È gestito da quasi 250 volontari che vengono da tutta la provincia di Vicenza. È una festa dell'associazionismo, con quasi 100 realtà sociali che partecipano. È una kermesse di iniziative di approfondimento e di intrattenimento per raccontare alle persone quali sono le sfide e quali le possibili soluzioni da affrontare per salvaguardare i nostri territori. Ma invece di raccontarvelo in video, ve lo vogliamo mostrare dal vivo. E quindi a giugno, nel 2016, venite a Parco Retrone a festambientare con noi. Vi stiamo già aspettando.